Perché questo momento che voi chiamate memoriale? Perché quello che è successo non può passare in silenzio. La morte di Chloe Bianco è stata un schiaffo in faccia al silenzio che purtroppo coinvolge troppo la vita delle persone transgenere e transessuali in questo paese e che richiama tutti quanti noi, non solo le istituzioni, a un senso di responsabilità e una presa in carico di quella che è una delle categorie sociali più discriminate in questo paese. Cosa ne pensa del fatto che molta gente si radunava quasi come per andare a vedere uno spettacolo quando passava Chloe? Perché purtroppo in questo paese viviamo ancora il diverso come qualcosa che fa spettacolo, quando in realtà è una parte integrante della società e tutti dovremmo avere il rispetto e la dignità di accettare tutti quanti per quello che sono. Qui vedo dei cartelli con la scritta Donatsan Dimettiti, perché? La Donatsan ha delle responsabilità in questa vicenda di Chloe, anche se continua a far finta di no, perché è stata la Donatsan nel 2015 a usare tutto il suo potere mediatico e politico contro la scelta personale di questa professoressa di fare coming out, facendo passare non solo la scelta di presentarsi vestiti in abiti femminili come non normale, ma la stessa identità della professoressa come qualcosa di sbagliato, qualcosa di cui avere vergogna, qualcosa che non sarebbe dovuto esistere. Le sue idee transfobiche e i retaggi culturali a cui lei è tanto affezionata non rappresentano il mondo della scuola e sono i suoi studenti stessi a farglielo notare, e questo crea e fa parte di un clima culturale e politico che oggi fa troppe vittime ed è evidente ed è sotto gli occhi di tutti. Quindi secondo noi la Donatsan dovrebbe dimettersi per questo, perché canta Faccetta Nera liberamente e per moltissimi altri motivi. Secondo lei perché questa fine così orribile? Perché purtroppo quando nella società l'unica alternativa alla dignità arrivi a pensare che passi per la morte, purtroppo queste cose non diventano assurde, diventano una scelta che passa per la testa delle persone. Noi dobbiamo lavorare perché questa sia cancellata appunto come opzione.